A mezzanotte scatta il silenzio per la pausa di riflessione prima del voto di domenica prossima, 5 novembre. Si è giunti oramai alle battute conclusive delle campagne elettorali per i vari partecipanti alle regionali siciliane. A partire da domani, stop alle propagande e ai comizi. I giochi saranno ormai fatti e ogni concorrente alla gara elettorale dovrà soltanto attendere lunedì. Spetterà ai circa 4 milioni e mezzo di elettori chiamati alle urne scegliere questa domenica chi governerà la Sicilia per il prossimo mandato. Come detto, si vota solo nella giornata di domenica. Le sezioni resteranno a disposizione degli elettori dalle ore 8 del mattino fino alle ore 22, mentre le operazioni di scrutinio avranno inizio a partire dalle ore 8 del giorno seguente. Le elezioni riguardano la scelta del presidente della regione e dei membri dell'assemblea regionale, che quest'anno da 90 scendono a 70. La scheda è unica e l'elettore può esprimere due voti, uno per la lista provinciale, il cui capolista è di fatto il candidato presidente della regione, e uno per quella provinciale, nella quale si può esprimere la preferenza per il candidato deputato. Il voto è disgiunto, pertanto si può dare la preferenza a una lista regionale e una lista provinciale non collegate fra loro. Nel caso in cui si ometta il voto per la lista regionale, quindi per il candidato presidente, quello espresso per la lista provinciale andrà a favore anche della lista regionale collegata. Il capolista della lista regionale che otterrà il maggior numero di voti sarà il nuovo presidente della regione. Per quanto riguarda i 70 seggi all'Ars, 62 di questi saranno scelti tra i candidati nelle liste provinciali. Alla provincia agrigentina spettano 6 deputati, un posto andrà al presidente, uno al candidato governatore che è arrivato secondo e i restanti 6 andranno ai candidati inseriti nel listino del candidato presidente vincente. In questa tornata elettorale la soglia di sbarramento è stata fissata al 5%. Ciò significa che non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto nell'intera regione una cifra elettorale inferiore al 5% del totale regionale dei voti. Queste le regole delle oramai vicinissime regionali. Per sapere chi per i prossimi 5 anni guiderà la Trinacria non resta che aspettare l'esito degli scrutini.